primo test dell'anno che viene a chiudere praticamente, conclude la prima settimana di lavoro. Quali sono un po' le aspettative da parte tua? Cosa chiederai alla squadra? Ma abbiamo fatto una settimana di lavoro con qualche problematica, più che altro per il tempo, perché il campo era ghiacciato, quindi ci siamo allenati su una superficie diversa. È un test che comunque serve a completare questo ciclo di lavoro. Mi aspetto, insomma, al di là del risultato, un atteggiamento giusto, anche se sappiamo che Verona è sicuramente una squadra forte, però il risultato dal mio punto di vista domani conta poco, non sto dicendo che dobbiamo perdere, anzi cercheremo anche di fare la gara come abbiamo sempre fatto, però è normale che in questa settimana abbiamo fatto parecchi doppi, come credo anche loro, i cambi di superficie. La cosa principale è l'attenzione, non andare a rischiare magari qualche giocatore che è un po' affaticato, quindi dobbiamo usarlo come un test importante, però tenendo sotto controllo qualche affaticamento, soprattutto dato non tanto dal lavoro ma dal cambio di superficie. A questo punto dicevi che c'è qualche ragazzo che oggi abbiamo visto Madonna e Favalli. Sì, loro due ad esempio non hanno problemi rilevanti, nel senso che fosse stata una partita di campionato non ci sarebbe stato problema, però visto che è un amichevole stiamo valutando appunto questi affaticamenti da sintetico sui flessori, se vale la pena fargli fare un tot di minuti o addirittura fare un lavoro a parte. Dobbiamo valutare fino a domani, quindi qualche giocatore può essere che per questo motivo non venga poi impiegato. Oltre a loro due? Ci sono gli altri? No, in questo momento solo loro due, però ad esempio alla fine dell'allenamento di ieri loro due non accusavano fastidi particolari. Il giorno dopo, ripeto, allenandoci su una superficie diversa, può essere che si affatichino un po' di più i flessori soprattutto, e quindi dobbiamo tenere presente che andremo a giocare su un campo non in sintetico, quindi il cambio di superficie, le risposte neuromuscolari sono diverse, valutiamo queste cose. Se c'è qualche rischio anche minimo, credo che non andremo a utilizzarli, loro due o chi magari domani accuserà questo tipo di situazione. Senti, tra l'altro per il tifoso magari c'è più che altro la curiosità di vedere all'opera i due nuovi arrivati, no? Nel gruppo, e allora sì, loro a oggi sono disponibili, quindi giocheranno, faremo comunque una partita dove tutti avranno più o meno lo stesso minutaggio, quindi o nel primo o nel secondo tempo verranno impiegati. Come si sono inseriti, visto che comunque hanno fatto già 5-6 giorni di lavoro insieme ai compagni, come li hai visti? Ma sono due ragazzi, Caio lo conoscevo già a livello caratteriale, sono due bravi ragazzi, il gruppo è un gruppo sano, è un gruppo soprattutto è il gruppo attuale che deve essere bravo a farli inserire più velocemente possibile, però vedo che da come si stanno allenando la rosa, insomma, sono soddisfatto perché ci stanno mettendo massimo impegno. La squadra dal mio punto di vista sta bene, non mi sembra che abbia accusato tra virgolette questa sosta lunga, quindi sono soddisfatto a oggi del lavoro che stiamo portando avanti. Sul piano tattico pensi di confermare quella che è la matrice di base del 3-5-2, oppure visto che comunque un amichevole sarà anche, non so, l'occasione per sperimentare qualcosa di diverso? Non è tanto sperimentare, perché bene o male noi in settimana proviamo sempre un paio di situazioni. È normale che dovendo giocare tutti qualche cosa per forza di cose o nel primo o nel secondo tempo dovremo cambiare, più che altro per mettere tutti in situazione di giocare nei loro ruoli, insomma adattare un giocatore in questo tipo di gare non mi sembra giusto, quindi credo che qualche cosa, ripeto, non so se nel primo o nel secondo tempo, perché non ho ancora scelto come iniziare, come finire la gara, qualcosa dovremo cambiare. Ecco, contro la Berretti